Il titolo di questo incontro è Economia di pace, economia di guerra. E inevitabilmente sono stato chiamato, sono stato cooptato, come piace dire a Elio, cooptato, per così, fare delle riflessioni su questo tema. Sono delle riflessioni, delle condivisioni, non una lezione, sono delle condivisioni, quindi vorrei condividere dei pensieri che abbiamo condiviso alcune volte, condividere con voi, forse anche sapere il vostro pensiero su quello che dirò, se siete d'accordo o non siete d'accordo. Il tema è se noi siamo in un'economia di guerra o un'economia di pace in questo momento. Certamente non è un'economia bellica, non siamo in guerra in questo momento. Però molte volte io ho l'impressione che ci siano delle tensioni sociali, che noi vediamo in continuazione, delle tensioni sociali, e non sono così sicuro di essere un'economia di pace. Delle tensioni sociali di tutti i tipi, con la pubblica amministrazione, con il fisco, con molti enti, ci sono delle tensioni sociali e molte persone si sentono in un disagio sociale e non in una situazione di pace. Ho l'impressione molto spesso di essere in una economia di guerra economica e finanziaria. Ora vi racconto una cosa che mi è capitata. Il giorno in cui mi sono reso conto, un piccolo esempio, di trovarmi in una situazione non di pace finanziaria. Io andai, come molti di voi, come tutti noi un giorno, andai a comprarmi, vi racconto questa cosa, qualcuno lo sa già perché l'ho condiviso, fa un po' ridere anche, andai a comprarmi un televisore, come tutti noi, tante volte si andate a comprarci un televisore, no? Scelsi di comprare questo televisore in un centro commerciale presso un grosso centro di distribuzione di elettrodomestici. Scelsi il televisore, andai anche un paio di volte, lo scelsi con cura perché mi piaceva. Scelsi quello che più si adattava ai miei gusti e alle mie possibilità finanziarie. Una volta scelto, andai alla cassa con la mia bella carta di credito per pagare questo televisore, convinto che questa transazione sarebbe terminata in quel momento. Io sarei andato a casa col mio televisore e loro avrebbero incassato i loro soldi. Da studente di economia non potevo non vedere Adam Smith, il padre della politica economica, dell'economia politica, che trovava in questa transazione una completezza, una magnifica completezza. Adam Smith parlava nelle sue riflessioni nel XVIII secolo della mano invisibile che scendeva tra me e l'altra parte del mio accordo e che ci metteva d'accordo e faceva una sorta di miracolo. Io l'ho sempre vista così, una sorta di miracolo. Adam Smith diceva che per avere la carne dal macellaio non si faceva affidamento sulla sua generosità, ma sulla sua avidità. Incredibilmente, la mano invisibile, che noi possiamo chiamare con l'economia il capitalismo, faceva sì che due soggetti avidi, il macellaio, lui non aveva il televisore, aveva il macellaio, e il soggetto che acquistava, anch'esso avido, che cercava di massimizzare il proprio interesse, quindi due sentimenti che noi potremmo definire negativi, avessero come conseguenza un sentimento positivo, cioè che entrambe le parti erano soddisfatte. A me è sempre piaciuto pensare a una sorta di equazione matematica, come se la mano invisibile non sommasse cose negative ma le moltiplicasse, come se meno più meno dà meno, ma meno per meno dà più. E c'era questo straordinario miracolo in cui le parti erano d'accordo
e entrambi erano soddisfatti nei loro bisogni. Ecco, io ero andato a comprare il televisore con queste idee in testa. Io portavo a casa il televisore e questo grosso negozio di distribuzione aveva il suo denaro. Cosa successe? Successe che mentre io stavo pagando, una ragazza mi chiamò e mi propose di rateizzare questo mio acquisto. Già per me era strano. Perché? Perché io lo stavo pagando in contanti, quindi secondo me la transazione era completa, stava completando. Io non la badai, dissi la ringrazio ma non mi interessa perché ho i soldi per pagarlo. E lei mi disse: guardi che è a tasso zero. Non era sufficiente per attirarmi, però già ero incuriosito, perché io sono abituato a pensare che se qualcuno mi presta dei soldi, lo fa in cambio di qualcosa, di un interesse, di un'usura, non me li dà gratis, almeno così mi hanno insegnato. Comunque dissi: guardi, non importa, lo pago. E lei mi disse, incredibilmente, se lei rateizza, le facciamo uno sconto. A questo punto aveva la mia curiosità. Perché? Perché mi stavano prestando del denaro, non ricordo se era 12-20, ma è irrilevante il lasso temporale, e mi pagavano per prestarmelo. A questo punto io dovevo andare a casa, prendere i miei libri di matematica finanziaria e buttarli via. Cioè, oppure io non avevo capito nulla. Allora, incuriosito da questo, andai a fare questa cosa qui in un banchetto, tanto in una stanza nascosta, strana sta cosa, nascosta, un po' riservata. Era più la curiosità di capire cosa stava succedendo. Lessi il contratto, lessi alcuni articoli che mi interessavano e scoprii questa cosa. Scoprii che se io avessi pagato tutte le rate, era effettivamente a tasso zero, anzi avevo pure lo sconto, forse erano 100 euro, adesso non mi ricordo quanto, una cifra, ma se non le avessi pagate ci sarebbe stato un interesse molto importante, non più dei tassi di usura, altrimenti il contratto sarebbe stato nullo, ma appena sotto, 15%, 18%, una cosa del genere. E mi resi conto cosa stava succedendo. Stava succedendo che coloro i quali mi proponevano questo affare erano consci del fatto che quantomeno una percentuale di coloro che facevano questa transazione non avrebbero pagato le rate. Una parte avrebbe pagato le rate, un'altra non l'avrebbe pagata, e gli interessi pagati da coloro i quali avrebbero avuto la sfortuna di non poter pagare quelle rate, attenzione perché in quel momento tutti avevano i soldi, li avrebbe ricompensati di tutti coloro i quali degli interessi di quali davano capitale a interessi zero più un fee superiore. Cos'è che stavano facendo? Stavano scommettendo sulla mia sfortuna, perché in quel momento io il denaro ce l'avevo, ma forse fra 6 mesi non ce l'avrei più avuto. Perché? Perché forse un incidente, un figlio che sta male. Stavano scommettendo sul fatto che a me sarebbe girata male. Per me questa è una cosa scioccante. Cioè è scioccante che possa esistere un sistema che scommette sulla sfortuna statistica delle persone. E feci la rateizzazione. Anzi, vi dico alla fine com'è finita questa storia. La domanda che mi sono fatto a quel punto e che continuo a farmi era perché io ero andato a comprarmi un oggetto che mi piaceva e mi ero trovato all'interno di una comunità di lupi, così li ho definiti. Perché mi sono trovato in mezzo ai lupi? Perché mi sono trovato in mezzo a soggetti che desideravano, che speravano il mio fallimento per poter guadagnare denaro. È interessante questa cosa dei lupi.
perché se qualcuno è appassionato di cinema sa che ci sono i lupi di Wall Street. A Wall Street coloro i quali erano completamente disinteressati degli altri e massimizzavano i loro profitti disinteressandosi di qualsiasi cosa erano chiamati i lupi, non a caso. Perché? Perché da Ovidio passando a Hobbes troviamo sempre il quesito se l'uomo è pecora o è lupo, se homo homini lupus, se l'uomo è lupo degli altri uomini. Hobbes sosteneva di sì, diceva che l'uomo è il lupo degli altri uomini, ma il suo interlocutore diceva: ma io, maestro, non sono un lupo nei tuoi confronti. E lui rispondeva, probabilmente, me lo immagino, non sei lupo perché mi conosci, perché siamo amici, perché ci conosciamo. Questa è una cosa, a mio parere, molto interessante, perché noi siamo partiti da un presepe alle mie spalle e siamo arrivati ad un centro commerciale facendo questo passaggio, perché qui dietro io vedo una comunità. Tanto quanto il lupo è un animale mansueto all'interno della propria comunità, è mansueto, protegge i cuccioli, protegge le femmine, tanto quanto è aggressivo al di fuori della propria comunità. E quindi alla domanda cosa mi aveva portato in mezzo ai lupi quel giorno, perché così io l'ho interpretata, era perché ero al di fuori della mia comunità, perché coloro i quali cercavano di approfittarsi della mia sfortuna non mi conoscevano, altrimenti non l'avrebbero fatto. Questo è il pensiero. Quando è che questo sistema trova una sua genesi? Nasce questo tipo di riflessione? Nasce quando il sistema economico, la teoria economica, si svincola da quello che era sempre stata, ossia filosofia. La politica economica non è altro che una branca della filosofia che da un certo punto viene declinata come teoria a sé stante, probabilmente da Adam Smith, che infatti non a caso faceva il filosofo, insegnava filosofia all'università, e devia su una teoria sulla politica economica che poi peraltro darà il là anche alla prima rivoluzione industriale. Ma questo è. Cosa vuol dire politica economica? Cos'è l'economia? Economos è la legge della casa, la legge della casa. Politica poi è dello Stato, è una legge della casa. Già qui, già in questa etimologia si capisce come l'economia tragga già la parola stessa trae la sua origine su dei principi che fanno riferimento alla casa. Sono le regole della casa, le regole della famiglia, le regole della comunità in cui noi viviamo. Se noi astraiamo l'economia da un ragionamento che abbia un carattere etico e morale, io la prima volta che sentii una lezione di un mio professore illuminato di economia che parlava di etica e morale nell'economia, da giovane studente di economia non gli diedi molto ascolto, avrei fatto meglio a darglielo probabilmente, però non gli diedi molto ascolto, perché per me l'economia era la mano invisibile, era il capitalismo in cui tutto lascia fare
diceva Adam Smith, lasciate che tutto funzioni da solo, perché tanto domanda e offerta si incrociano da soli. Ecco, quel giorno in cui qualcuno scommetteva sulla mia sfortuna, la domanda e offerta saranno incrociati. Adam Smith sarebbe stato contentissimo di quella situazione lì, ma aveva dimenticato che senza etica e senza morale saremmo arrivati al punto in cui siamo oggi, in cui qualcuno si approfitta di queste situazioni. E penso che più di uno abbia avuto in questa sala delle esperienze di questo tipo qui, di sentirsi finanziariamente aggredito in qualche tipo di operazione che ha fatto. È importante quindi, a mio parere, la rilevanza dei nostri rapporti sociali, della nostra rapporti morali, perché solamente all'interno di una comunità, quali noi siamo, riusciremo ad avere a che fare non con dei lupi, ma con delle pecore. Interessante, tra l'altro, ho scoperto qualche giorno fa, che la parola pecunia deriva da pecora, ossia in un ambiente di carattere contadino la pecula ricchezza era il numero delle pecore che aveva a disposizione, non il numero dei lupi che aveva a disposizione. Quindi l'importanza della comunità, di agire in maniera morale e etica. Siccome a me non piace fare discorsi lasciati senza una soluzione, un mio professore di storia economica diceva che ogni ragionamento che non ha una conclusione è di suo monco. A me piace anche fare un ragionamento che si chiuda, che si completi, una condivisione che si completi, perché se qualcuno non è d'accordo con quello che sto dicendo sarò lieto di imparare qualcosa di nuovo o di condividere qualcosa di nuovo. Io quel televisore non dovevo andare a comprarlo nel grosso centro di distribuzione, dovevo andare a comprarlo da un mio amico, da qualcuno che conosco, il quale mi avrebbe venduto il televisore, avrebbe preso il mio denaro e la mano invisibile sarebbe scesa e noi saremmo stati tutti contenti. Io non devo cercare per quanto meno di avere rapporti economici con la mia comunità perché me lo dice il sindaco o perché io voglio che così mi piace che ci sono i negozietti nella mia città, ma perché è per entrambi conveniente. Forse nel breve termine ci guadagno se vado nel centro commerciale, pagherò un po' meno, anzi lo pagai meno perché pagai tutte quante le rate, quindi quel televisore lo pagai meno, ma in un arco di tempo più lungo un eccesso di avidità crea scompensi non più recuperabili. Quindi io devo avere a che fare con la mia comunità. Un giorno ero a Dobbiacco e chiesi al ristoratore dove aveva comprato quel buon prosciutto e lui un po' scocciato mi ha risposto: beh, dal mio vicino di casa. Non l'aveva comprato nel posto in cui costava meno, l'aveva comprato dal suo vicino, nella sua comunità. La comunità è una comunità però di principi, di tradizioni, di religione, di un insieme di fattori che ci rendono una comunità, che ci rendono amici, avrebbe detto Hobbes, che ci rendono pecore, che ci rendono pecunia. E quindi noi non possiamo perdere queste nostre tradizioni, questo nostro essere comunità, non per teorie astratte, ma perché, secondo questo ragionamento che sto facendo, nel lungo termine economicamente ci conviene. Non ci conviene massimizzare la nostra utilità nel breve termine, ma farlo all'interno di una comunità in cui siamo
pecore e non lupi. Ultima cosa, il negozio che mi vendette il televisore è chiuso. A me piace pensare che anziché impegnarsi a cercare la mia sfortuna finanziaria, mi avesse venduto il suo televisore al prezzo giusto, equo, e io l'avessi pagato di fatto in contanti quel giorno, forse sarebbe ancora aperto. Invece mi piace pensare che abbia chiuso perché anziché far bene il suo lavoro, cioè vendere cose a dei consumatori, si è infilato anche in queste manovre da lupo. Ecco che dico che massimizzare il suo profitto nel breve termine per entrambi non è stato un buon risultato. Per me sì, per lui meno. Grazie.